Oggi noi non riusciamo a misurare la profondità della crisi in atto, lo vedremo a giugno quando scadranno le moratorie, lo vedremo con i vaccini, lo vedremo con la ripresa dell'economia che tutti attendiamo. Dobbiamo essere preparati. Essere banca nel tempo della pandemia significa saper affrontare la crisi economica, saper stare vicino alle attività produttive, essere punto di riferimento del territorio. Vuol dire avere le coperture adeguate, avere crediti sani e rivedere con occhi nuovi le situazioni delle imprese, lavorando per il territorio, avendo una copertura dei rischi e riuscendo a produrre utili. Ottenere un risultato di 7.600.000 euro di utile netto vuol dire tuttavia avere fatto una corretta politica di bilancio, coprendo i rischi, erogando finanza al mercato, prestando denari, raccogliendo fiducia per più di 3 miliardi e prestando denaro ai nostri clienti per 1,5 miliardi. Banca del Veneto Centrale è nata dalla fusione per incorporazione di Centro Veneto Bassano Banca con Rovigo Banca, un'operazione che oggi già dà i primi risultati. Riusciamo a trasmettere la nostra filosofia, il nostro approccio a clienti e soci in tutto il territorio in cui adesso operiamo, che va da Rovigo fino a Bassano. La Banca del Veneto Centrale si muove sul binario ad alta velocità del gruppo Cassa Centrale e deve dare risposte al territorio soprattutto in vista della ripartenza post-Covid. Dovremmo essere il miglior interprete di quella funzione di collegamento che è nel DNA di un'istituzione bancaria. Abbiamo da una parte il cittadino, l'imprenditore, l'artigiano, il negoziante, il ristoratore che deve ripartire, e dall'altra c'è lo Stato, c'è il recovery plan, il recovery fund, ci sono le misure, il SURE, che sono gli strumenti con cui lo Stato esercita la sua funzione, che è quella di consentire la ripartenza. Ecco, in mezzo c'è la capacità di essere braccio operativo dello Stato, di essere braccio operativo per il nostro cliente socio che esercita e che deve ripartire. Ecco, saremo e vorremmo essere così, tra i migliori interpreti di questa funzione che ci viene assegnata, e quindi capaci di essere veloci, di essere efficaci, di offrire la migliore soluzione pratica a questa funzione di collegamento tra quello che lo Stato farà e quello di cui ha bisogno ogni nostro cliente.